Ciao, Sisile Love. Io sogno Claudio. Sogno in paese della provincia di Saracusa, vicino a Ortigia, Cioridia. Amico, ti sogno, ma Cioridiano mi chiamo. Una poco anni fa, che sei una ventina anni fa, mi sa abbabbiare, e mi sa accogliere ebbe sabaggi, mi sa accogliere. Giustamente, come sempre, tutte pare mi pigliano pesce monito, mi pigliano. Usciamo dal paese, dice, ma chi sto a dire ora nel 2000 a raccogliere ebbe, che cosa vuole fare? Niente, io mi appassionai di ebbe e mi sa abbabbiare. E cugliava la sataredda, che sarebbe utimo, cugliava la sabbia sabaggia, la nepetedda, tutte le ebbe più strane, che di più abbandonate, incomprese che ci sono cane, ma sono medicine, sono. Piano piano, mangiando, mi venne appetito, mi venne. Dopo ho incominciato a incezzare, e menina, una signora, una baisiletta, una vecchiaredda. E insomma, questa era bravissima a incezzare. Piano piano, me mi sa fare panara, me mi sa. Ora, è un'attività che mi piace troppo assai, insegno nelle scuole, nei musei della zona, etnografici, all'istituto d'arte, insomma, mi diverto. Alla fine questa è una passione, perché questa è la nostra identità. È la nostra identità, sì, i nostri nonni, perché prima incezzavano tutti i film nei paesi, i mariti se ne andavano a travagliare, i film nel tempo libero, quando pioveva si mettevano a incezzare, perché un panaro. Era l'unico contenitore che avevamo, non ce n'era scampo. Camminando, io sogno zingaro come tutti i siciliani. Un periodo della mia vita, 15 anni fa, girava per l'Italia e faceva conoscere tutto il travaglio mio, cioè buttava la Sicilia per. In Abruzzo mi trovai, wow, vi rendete conto, mi trovai in Abruzzo, una terra che è un'altra terra come la nostra, come la Sicilia è bella, e conosci questo bello ciore. Ciao a tutti amici di Sisile Lover, io sono Rossella e sono la compagna di Claudio. Non sono siciliana, ma è come se lo fossi ormai. Sono abruzzese e vivo in Sicilia da 13 anni, in quanto innamorata di Claudio e tantissimo della Sicilia e della vita che facciamo insieme. In effetti ho abbandonato la vita di città per avere una vita felicissima di campagna, molto lenta, molto tranquilla, nella natura, nei Monti Iblei che sono veramente meravigliosi. E uno dei tanti lavori che abbiamo ripreso è questo, l'arte più antica che c'è al mondo, che è quella dell'intreccio. Qui il tempo si ferma, l'orologio non si guarda, non ha più importanza nient'altro se non la raccolta del materiale che avviene in campagna. E noi ci rivolgiamo agli alberi centenari di ulivo che ci offrono questi polloni, che sono i rami che escono da sotto gli alberi. Poi raccogliamo la canna che usiamo per fare le pareti, la canna da fiume, e poi torniamo a casa davanti al nostro camino, li puliamo, parliamo, Claudio racconta le sue storie meravigliose, passiamo le nostre giornate così e poi cominciamo ad intrecciarli. Alcuni materiali preferibilmente si devono ammollare, quindi mettere in ammollo in acqua e riprendere dopo 2 o 3 giorni, in quanto ritornano più elastici di prima. Quindi poi noi cerchiamo di fare degli oggetti unici al mondo, dal panaro piccolo da balcone, quello classico che si scende tra la mamma e la figlia per prendere da mangiare, per andare al mercato. Facciamo tanti manufatti, le bottiglie, canestrelli di ogni genere. Sono pezzi unici, non c'è mai un oggetto uguale all'altro, questa è la bellezza del nostro lavoro. E in ogni lavoro trasportiamo la nostra energia e il nostro amore, che poi voi ritroverete nelle vostre case veramente come simbolo di affetto e di energia siciliana, che è l'energia che poi ci aiuta ad affrontare qualsiasi cosa, qualsiasi difficoltà. La Sicilia è una terra magica, è una terra che magari i petri possono parlare al cane. C'è il sole, c'è il mare, la montagna che fuma per gli altri. Noi siamo travagliatori come i francesi, ma anche i calata. Siamo da fossa come i spagnoli, siamo belli, misteriosi come l'arabe e tragediatori come i greci. Pensateci, ne ho voglia per tragedi. Dai, insomma, picca varagniamo, ma se ne divertiamo, dai. Picciotti e caccia è il travaglio dei nostri nonni. Questo fa parte degli antichi mestieri, casana pesso. Gli antichi mestieri sono tanti, un scarparo, un raittere che veniva a pesce per strada, a mola fobici e cutelli, un bagnatore, un rodato bagnatore. E io panara e cufino, e io la mano troppo fina. Un'altra passione da io è contare, io scrivo. Io non sogno un poeta, per carità,
io sono un pensatore, io la notte mi penso, io non vi conto. Se vi piacciono, io sono contento, se non mi piacciono sono contento lo stesso perché piacciono a me. E quindi mi conto io, mi conto. Ma uno che fa quando si mette a incezzare, che si mette a domare a radio, cose, si mette a cantare, a contare, no? Vi conto, vi canto, sta terra d'incanto, ogni tanto è dolce, ogni tanto mi scanto. Vi conto la terra e vi conto lo mare, io la Sicilia vi voglio contare. A mare la terra è funnuta lo mare e la montagna sta sempre a fumare. Immaginate i nostri nonni, a patto scherzo, a me mi vengono i brividi perché io quando faccio travaglio di questo, io penso com'era prima la vita, lenta, tranquilla. E tu lì, 7 femmine nutarì. L'utarì è troppo poco, 7 femmine in cuccopo. Lo cuccopo è troppo ruce, 7 femmine in una noce. E una noce è troppo dura, 7 femmine in una mula. E una mula è cauce, 7 femmine in una fauce. E una fauce mette l'olino, 7 femmine in un parrino. Lo parrino canta la messa, 7 femmine in una badissa. La badissa fa la scuola e la fa i picciriddi. I picciriddi hanno fame ma non hanno che mangiare, se ne vanno a un mulinaro. Un mulinaro non aveva farina, se ne vanno una iardina. La iardina furria, fece no, quando a tia, lo pisano con la statia, 7 tummine e 2 munnia. Non fa la sciocche chissà, in sostanza ci sono tutte cose che sono smarrito, che sono perso. I tummina, che era tummine e munnia, che erano i misuri, in sostanza. A statia, che era il piso, era. Cioè, ci sono un sacco di cose che sono, no? Che sono la nostra identità, la nostra terra, la nostra terra. Il lavoro che uno fa deve essere unico battito, come si può dire, perché io c'è che comandare, essere ma per fatto suoi, io c'è giri appresso, c'è giri e quindi a massire tutta una cosa a massire. Io travaglio che stai facendo, non c'è impanare uguale all'altro, anche se mi dicete ma a fare reciti che stai stessi, sono uno deve essere un altro, ognuno ha un'anima, perché è vero, ha l'anima, a parte che è vivo, perché il legno è vivo, la canna è viva, quindi ogni travaglio ha un'anima, è a sé. Sul travaglio che ci vuole, si dice pazienza, ma la pazienza per me non va bene come parola perché ci vuole tempo e ci vuole, è camurria, va, parlami chiaro, camurria, perché c'è a combattere, ti sfasci le mani, ti tagli, insomma, però il piacere è questo, che non c'è mai uno stesso, come gli altri uomini e femmine, non c'è mai uno stesso, mai. E io spero che voi anche avrete la voglia di avere un nostro manufatto nella vostra casa, è veramente unico. Rossella non è il mio braccio destro, è la mia forza. Rossella è bellissima. Che bella una femmina che intrezza, no? A parte che Ida è bella quando ho sole, no? Anzi, il sole è bello quando è Rossella. Voglio esagerare, ma non esagero, perché è quello che penso, no? Cioè, ma è vero che tutti i studi si mettono a cantare quando viene una Ida, o no? Picciotti, io sono innamorato, non ci posso fare niente, però parla sola, io non ne dire niente. Il panaro nasce di una croce, comincia con una croce come tutte le cose che pare sciammata e poi di croce la facciamo diventare sole, comincia a travagliare nella raggiera. Questo è il sole, vedete qua, dopo la tempesta arriva sempre il sole è amore, con sole e luna mai a scura, ricordate quello, mai. Ce l'avete presente lo sole di Saragossa, le pezze nere, lo sole cocente, le onde che sbattono dalle scoglie prepotenti? Sotto una rotta in faccia allo mare c'era Rossella che si metteva a incezzare, no? Quando la luna si va a cuccare, arriva lo sole e va allo mare. 3 voti lo vasa, la luna talia, se ti va una sono per te. Gli stiddi a cantare non si vogliono cuccare, lo sole e la luna si vogliono vasare. Tutto il mondo si mette a ballare. Una bella picciotta cammina nella piazza, tutti ad alieno di sotto a sfilazza. Tutti per Ida ne escono pazzi. Ma se lo sole ama la luna, sti tribasuna, Ida ci runa. Non mi avvicino per non ti squagliare, sta storia d'amore la faccio adorare. Da Pitore mare, con l'onde sorrare, lo sole e la luna si vogliono vasare. Tutto il mondo si mette a ballare. Lo sole e la luna non sono due amanti che non si possono toccare, non si possono, se taleni lontano non si possono toccare, no? Siamo a metà del nostro lavoro in quanto abbiamo realizzato un piccolo paniere che possiamo utilizzare anche per le uova di casa per tenerle in cucina sempre fresche e ora comincio a fare il bordo, la bordura e poi si alzano i manici, quindi la bordura si girano i polloni dell'ulivo così, questa è tutta canna di fiume e andiamo avanti in questa maniera, torsione e si sta creando il bordo. Alla fine
è la natura, non facciamo danno a niente perché i panara sono fatti che scarto della natura, questi sono i manciuna si chiamano, che sono un scarto della lieve, che se noi non ci scippiamo sotto, a lieve soffrono perché io sopra diciamo, non ci arriva a mangiare, questi sono i canne sabaggi, sono e stanno a levare, quindi noi ci facciamo un grande favore alla natura, ci facciamo. Vedete qua che bello sta venendo, eh? Elegante, semplice, alla fine la semplicità è chi che conta più sei tutte. Ma per viaggio non fosse bello tagliare i film no supermercato con un bello panaro al posto della borsa di plastica, cioè sarebbe anche una cosa più affascinante, no? Queste qua sono belle, oltre che per buttare una tavola per pane, ma qua si può levitare, magari un pane si può levitare, come facevano antichi per davvero, si mette qua la pasta, si lievita e ti piglia la forma da canna e i sapori e ti viene a fine del mondo e tu fai un pane speciale, fatto con amore, un pane di Sicilia fai. Noi abbiamo creato una linea di gioielli ispirandoci ad una delle poesie più belle di De André, che mi fanno tanto pensare. Dal diamante non nasce niente, dall'aitami nascono i fiori, perché questi sono dei gioielli unici, naturali al 100%, non creano danno all'ambiente e sono davvero unici e portano con sé tutta l'energia di queste piante secolari che sono gli ulivi più belli che abbiamo nella nostra terra di Sicilia. Ma lì è a Dio Minerva, o mannona, la terra come segno d'amore. Queste sono, scacciano un malocchio e portano amore, no mondo. Vedete che in prezzo d'amore, questi sono i gioielli che facciamo noi altri, naturali, questo è amore. Se l'amore non è questo, che cosa è l'amore? Ma da dire vi altri, te la tecca che bello. Te la tecca che bella ne. Questo è amore, come a te, tu sei in amore. Bella. Quindi vi invito veramente a farvi un regalo a voi o alle persone che amate, davvero è un pezzo unico dove non ne troverete mai un altro uguale. Allora picciotte, non vedremo l'ora che i nostri travagli, le nostre fatiche fatte con amore sono a casa vostra, non ne siete in tutto il mondo perché caccia lo cuore, c'è il cuore nostro, c'è il cuore mio e del Rossella, che ogni travaglio c'è amore. E l'amore si condivide con tutto in tutto il mondo. Poi vi voglio dire un'altra cosa, amici di Sicily Love, vedete questa bandiera? Vedete questa bottiglia? Lo sapete perché intrizzo io queste bottiglie? Io intrizzo perché mi vivo, faccio 2 al litro. Più se ne vivo, più se ne mucciare, quindi le devo nascondere, le devo. E quindi accattate ville, perché solo così vi posso fare scomparire. Vi posso fare con diverse colori come volete. Ma poi immaginate l'olio siciliano. Immaginate un vino nostro, misoccane, immaginate il bezzo di Sicilia a casa vostra, il bezzo delle mani nostre a casa vostra. Ciao amici miei, vi voglio bene assai. Ciao a tutti.